La Pinetina di Rometta Superiore, terza giornata del campionato Under 17 regionale siciliano. Il Torregrotta di mister Matteo Meo, dopo aver perso di misura nell'ultima uscita contro la Folgore Milazzo, ospita GSL che ha battuto per 3-4 l'Orsa Promosport. Dirige l'incontro il signor Benedetto Latteri della sezione Barcellona Pozzo di Gotto. Completo bianco con inserti rossi per la compagine torrese, total green invece per quella brolese, quando grazie all'ausilio dell'immagine a cura di Francesco Morabito passiamo a raccontarvi del film di questa sfida che si apre dopo 7 giri di orologio con la punizione di Cipriano, il cui mancino non inquadra lo specchio della porta 5 minuti più tardi. Palla che arriva dall'altro lato sui piedi di Maieli dopo un'azione insistita torrese, tentativo però che sorvola la trasversale al 20°, torna ad offendere la GSL sempre con Cipriano che prova ad armare il mancino, percorre un brivido lungo la schiena dell'estremo difensore torrese. 3 minuti più tardi Schepis lancia Pino, ottima assistenza per il numero 4, la volée non inquadra lo specchio della porta. 5 minuti più tardi sliding door di questa sfida, Giordano, il campanile del numero 11, sorprende il giovane portierino brolese, Eurogol alla Pinetina di Rometta Superiore. Torregrotta in vantaggio, la firma è quella di Giordano, la pescata dal cilindro, vantaggio per i uomini di mister Matteo Meo. 7 minuti più tardi il Torregrotta ha l'occasione di raddoppiare, sempre con Giordano si sposta il pallone sul destro, un rigore in movimento provvidenziale, la parata di Messina in questa occasione. Va così in archivio la prima frazione di gioco sul parziale di 1-0 in favore del Torregrotta. Nella ripresa dentro dopo 5 minuti errante in luogo del match winners, in cui Giordano un minuto più tardi Schepis in netta posizione di offside viene lanciato in solitaria verso la porta di Messina, uno sguardo dentro lì dove arriva Errante che dopo 20 secondi dal suo ingresso in campo segna la rete del 2-0. Ancora Errante che ha l'occasione addirittura per il bis, questa volta il suo destro incoccia sulla base del palo all'ora di gioco, lancio perfetto per Pino, questa volta scappa prima della linea mediana, ancora a tu per tu con Messina, il numero 4, va Pino con il destro decentrato, costretto ancora una volta agli straordinari l'estremo difensore della GSL. 65esimo fuori De Gaetano, dentro Triolo. 3 minuti più tardi tocca a Restuccia in luogo di Schepis. Al 75esimo accorciano le distanze gli ospiti con la conclusione di Cipriano che segna la rete del 2-1 battendo Mazzu. Secondo Eurogol di giornata alla Pinetina di Rometta Superiore. Corner della GSL, tutto solo sul secondo palo, Scaffidi Lallaro, Mazzu para e salva, porta e risultato fuori Pino, dentro Isaia, non c'è più tempo forse per un'ultima occasione torrese. Pizzicato però in posizione di offside il numero 9 di mister Meo Matteo Sciotto. Termina così la sfida della Pinetina e Rometta Superiore. Torregrotta supera GSL per 2-1. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.